Zucchine alla scapice, ricetta napoletana. Gli ingredienti sono 500 g di zucchine medie, aceto di vino bianco, menta in foglie, aglio, olio evo, sale. Laviamo le nostre zucchine dopo averle grattate e pulite. Una volta lavate le asciughiamo e le tagliamo a rondelle e le facciamo asciugare così per un'ora, larghe. Mettiamo poi l'olio evo nella nostra padella. Quando è ben caldo ci mettiamo le zucchine un po' alla volta. Facciamole dorare girandole per renderle uniformi. Una volta che sono dorate, le leviamo senza asciugarle su carta da cucina e le riponiamo in una terrina. Una volta fritte tutte aggiungiamo l'olio evo, saliamo, ci mettiamo il nostro spicchio di aglio e le foglie di menta e per finire l'aceto di vino. Facciamo riposare prima di servire per 2 o 3 ore. Sono un ottimo contorno.